Buonasera a tutti. Questa è la quinta edizione di Modano incontra la storia e questa rassegna quest'anno porta il titolo di Lo Stato Oscuro e la legalità, organizzata dall'associazione Omega PS in collaborazione con il Presidio Intercomunale di Libera, che è intitolato a Cristina Pavesi. Siamo giunti anche alla quinta puntata di questa rassegna e per cui vi segnalo insomma il prossimo appuntamento, la sesta serata di chiusura, che sarà giovedì 21 maggio e vedrà protagonista Giovanni Belloni con il libro Come pesci nell'acqua, mafie, impresa e politica nel Veneto, quindi affronteremo un tema più locale, regionale, diciamo. Altre comunicazioni di servizio prima di iniziare è che c'è una lista dove potete mettere la vostra mail per prossimi futuri contatti e sul banchetto vicino alla porta d'ingresso trovate anche il libro che viene presentato questa sera. Questa sera sarà un'occasione di approfondimento sul fenomeno delle minacce e delle intimidazioni rivolte agli amministratori pubblici e ai dipendenti della pubblica amministrazione, una realtà che continua a colpire numerosi territori italiani e che rappresenta un serio attacco alla democrazia e alla partecipazione civile. Al centro dell'incontro vi sarà il rapporto Amministratori sotto tiro, che dal 2010 viene realizzato annualmente da Avviso Pubblico. A presentarci questo testo, insomma, è Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, che ringrazio di aver accettato il nostro invito, e a dialogare sarà Stefania Carrer, che è invece coordinatrice provinciale di Avviso Pubblico. Quindi non tolgo altro spazio e cedo il microfono a Stefania. Grazie a tutti. Grazie Renzo. Presento anche Renzo Prete, referente del Presidio Libero Intercomunale dedicato a Cristina Pavesi, che vuole coprire un po' i comuni di Treviso Sud, Canzion, Monero Veneto, Casier e chiunque si senta rappresentato da questa denominazione. Ringrazio Omega PS per questa rassegna molto interessante. Ringrazio i rappresentanti delle amministrazioni di Zero Branco e Monero Veneto per essere qui stasera e tutti voi che avete affrontato condizioni meteorologiche non proprio incoraggianti, quindi è un motivo in più per valorizzare la vostra presenza qui stasera. Diciamo che ci sentiamo io e Paolo abbastanza in casa, nel senso che siamo contenti di collaborare con Libera e Omega in questa rassegna e siamo qui stasera per presentare un lavoro di Avviso Pubblico. Avviso Pubblico, che è un'associazione nata 30 anni fa, infatti stavamo giusto prima parlando delle celebrazioni per il 30° compleanno o anniversario di fondazione che si terranno il 22 maggio a Roma. Ed è un'associazione nata nel 1996 appunto per mettere insieme gli amministratori locali che sono accomunati da un impegno civile contro le mafie, la criminalità organizzata e la volontà di diffondere una cultura della legalità attraverso l'applicazione concreta, quotidiana e l'impegno dei principi costituzionali e della buona amministrazione. Ecco. Nel 2010, come diceva Renzo prima, è cominciato questo progetto, Amministratori sotto tiro, quindi volevo chiedere come è nata questa intuizione, questa necessità a partire dalla nascita di Avviso Pubblico, come si sente questa esigenza di arrivare al rapporto Amministratori sotto tiro, che preciso presentiamo questa sera l'edizione del 2024, ma insomma guardiamo un po' a tutta l'idea che ci sta dietro e l'intenzione. Grazie. Allora, grazie Stefania, buonasera a tutti e a tutte, grazie all'Associazione Omega, grazie a Renzo, a Flavio per l'accoglienza e per aver inserito il rapporto amministratori sotto tiro, ho chiesto alla mia persona di essere questo bellissimo consesso culturale in questo percorso.
E poi sono molto contento di essere con Stefania, che è una persona che stimo tantissimo, è la nostra coordinatrice provinciale, quindi la ringrazio pubblicamente per tutto il lavoro che hai fatto e stai facendo, non solo per presentare l'associazione, ma anche per tenerla viva, perché questo, diciamo, è un obiettivo molto importante. Dicevi che facciamo 30 anni, è giusto? Pensate che l'idea, spendo solo 2 parole, di fare avviso pubblico. Adesso stasera siamo qui in una serata che per quanto sia brutta, però è una serata interessante. Tra l'altro ne approfitto per salutare Francesco Valcolle, assessore del comune interrogato, ma anche componente nazionale del collegio di Proviviri di Avviso Pubblico. Grazie che sei qua e grazie agli altri amministratori anche di comuni di Avviso Pubblico, ma anche di Libera, che sono rappresentanti di Libera. Ecco, quello di cui noi parleremo stasera è una sorta di violenza fatta nei confronti di chi riveste un incarico pubblico come sindaco, assessore, consigliere e quant'altro, ma è una violenza che per tanti anni non ha mai fatto notizia. Invece quando nasce Avviso Pubblico, purtroppo la violenza veniva esercitata, perché Avviso Pubblico ufficialmente nasce il 22 maggio 1996, la mettono in piedi 14 amministratori locali, ma attenzione, buona parte di questi amministratori locali sono del nord Italia, non sono del sud Italia, come molti potrebbero pensare, sono soprattutto della provincia di Modena. Ed è interessante perché questi sindaci praticamente erano giovani che a scuola prima e all'università poi, quindi vi parlo fine anni 80, inizio anni 90, avevano trovato degli insegnanti sensibili e attenti a questi temi. Perché ricorderete, penso di poterlo dire, questo è insomma, le presenze, voi vi ricorderete che alla fine degli anni 80 a Palermo si celebra il maxi processo contro Cosa Nostra. Nel 1992 la Cassazione conferma la tesi del maxi processo, cioè la mafia esiste. Il reato di mafia è stato introdotto nel codice penale italiano nel 1982 con la legge Rognoni La Torre, mentre la genesi delle mafie è del 1800, quindi circa 100 anni devono passare in cui si nega, si sottovaluta, eccetera, eccetera. E poi arriva il terribile anno 1992. Il 12 marzo uccidono un parlamentare importante, Salvo Lima, poi il 23 maggio uccidono la strage di Capaci, il 19 luglio la strage di Via D'Amelio, e poi arriva il 93, 27 maggio la strage di Via dei Giordoffi a Firenze, e nella notte tra il 26 e il 27 luglio le bombe che scoppiano a Milano e a Roma. E in più, sempre nel 92 era scoppiata a Tangentopoli, vi ricordate? Quindi la Repubblica Italiana nei primi anni 90 è sostanzialmente messa quasi in ginocchio, perché si scopre che la corruzione invade tutto l'arco dei partiti in forma diversa, ma quel nucleo storico di partiti crollerà, perché dei partiti storici, come la DC, sì, e tanto crollano. E dall'altra parte c'è un attacco fortissimo con bombe, con quintali di tritolo, che non solo ammazza i principali giudici che si stavano occupando di inchieste contro la mafia siciliana che si chiama Cosa Nostra, ma fanno anche delle vittime innocenti, terrorizzano un paese, attaccano i monumenti. Io vorrei ricordarvi che c'era in progetto di far saltare la torre di Pisa. Nel 1994 qualcosa per fortuna va storto e una bomba non scoppia allo stadio olimpico nei pressi di un posto dove doveva passare un pullman carico di carabinieri e sarebbe stata un'altra strage terribile. Quindi vi dico questo perché di fronte a una reazione ad una violenza così esplicita, così forte, così drammatica, di fronte ad un decadimento etico-morale fortissimo, il nostro paese ha uno scatto di reni e succede che da una parte sul versante delle istituzioni il Parlamento fa improvvisamente in pochi mesi delle leggi contro la mafia e la corruzione che erano state chieste da tanto tempo e quindi abbiamo una sorta, chiamiamola, di antimafia istituzionale. Poi si cominciano a catturare i latitanti, vi ricorderete Riina, viene arrestato nel 93,
poi arrestano tutta una serie di persone che avevano anni e anni di latitanza, che si scopre poi che era una latitanza anche coperta, che ci sono stati dei servitori infedeli della Repubblica, tanto è vero che si parla di stragi politico-mafiose, non solo mafiose. Ma la cosa interessante dell'Italia è che nasce anche quella che si dice un'antimafia istituzionale, cioè la società civile comincia e si crea Libera. Lo so perché ho avuto la fortuna nel 93 di vedere la nascita di Libera da dietro le quinte. E quindi poi Libera nasce nel marzo del 95 e poi si dice sì, abbiamo messo insieme i cittadini, le associazioni e le scuole, bisogna che cerchiamo di mettere insieme anche chi fa politica, perché la politica è uno strumento essenziale nella lotta alle mafie. Pio La Torre, che è una delle 1117 vittime che abbiamo letto, i cui nomi qui a Treviso, ma anche a Torino, dove c'era la giornata nazionale, poi a Vicenza, dove abbiamo fatto nell'aprile la giornata regionale, diceva la mafia è una questione di classi dirigenti, non di poveracci. E allora la politica diventa importante, perché la politica prende delle scelte, stabilisce delle priorità e così via. Ma la politica è interessante perché si organizza dal basso, non dall'alto. Dall'alto c'è il Parlamento che fa le leggi, si creano poi delle strutture come la Direzione Nazionale Antimafia, la Direzione Investigativa Antimafia, eccetera, eccetera, ma dal basso alcuni amministratori dicono, beh, ma se la mafia è un fenomeno non solo criminale, ma è anche un fenomeno che influenza la vita sociale, la vita politica, la vita economica, noi che siamo quelli più vicini ai cittadini, le istituzioni più vicine ai cittadini, dobbiamo fare un qualcosa. Se la mafia è forte è perché è organizzata. Noi non possiamo essere disorganizzati, allora si crea, la dico così, una rete di legalità organizzata istituzionale. E quella rete deve affrontare la violenza, perché parte principalmente dal nord, poi mette insieme dei sindaci del sud, che già allora questi sindaci non facevano la lotta alla mafia, ma questi sindaci e sindache facevano per esempio una cosa che alla mafia dava fastidio, cioè portavano luce dove prima c'era il buio, quindi cominciavano a portare la trasparenza dove prima questa non c'era. Allora, esempio concreto, andiamo all'assessorato alle politiche sociali, vediamo quante famiglie hanno diritto alla casa popolare, quanti hanno diritto ai sussidi. Cominciamo a vedere se queste persone singole o nuclei familiari avevano effettivamente diritto a ricevere queste cose e si scopre che in buona parte non ne avevano diritto. Quindi si scopre che la mafia attecchisce soprattutto in un territorio dove c'è tanto clientelismo, dove il voto non è libero, segreto e autonomo, ma è uno scambio. Mi voti e io in cambio ti do un lavoro, ti do una casa, ti do un sussidio. E quando queste persone cominciano a dire no, basta, la mafia si combatte con la trasparenza e mettendo a pari tutti quanti, ecco che cominciano le minacce, cominciano le intimidazioni, sotto varie forme. Ve le dico perché alcune si ripetono. Allora, bruciano le macchine, sparano nelle case, tagliano la testa agli animali e gliele mettono davanti alla porta di casa o davanti al municipio, eccetera, eccetera. In poche parole, io arrivo al viso pubblico nel 2006 e un giorno mi viene un'idea, che poi io socializzo perché a me piace lavorare di squadra, no? Da singolo, e dico, ragazzi, ho un'idea. E l'idea mi viene avendo studiato la storia del pool antimafia di Palermo. Qual è la storia del pool antimafia di Palermo? Che era l'idea che aveva avuto un giudice importante, Rocco Chinnici, che aveva preso spunto dai pool antiterrorismo che erano stati fatti a Torino. Rocco Chinnici dice, guardate che se noi vogliamo capire che cos'è la mafia, dobbiamo creare un gruppo di persone che studi solo questa roba qui, e lo faccia in maniera specializzata e lo faccia in maniera costante, e che quindi quello che i giornali, la pubblica opinione vede come fatti singoli e sparsi, noi cominciamo invece a metterli in ordine, e quindi li mettiamo in un ordine temporale e spaziale. Propongo sta roba e la presidenza mi dice proviamo, però prima proviamo a sentire anche altri cosa ne pensano. Allora io vi devo dire, ma proprio sinceramente, ve lo dico perché quando si è convinti fortemente che una cosa può essere importante,
si superano anche delle difficoltà e delle resistenze, perché noi siamo andati anche a parlare con delle persone importanti e la risposta fu la seguente: ma che cosa volete censire gli atti di intimidazione e di minaccia? Tanto si sa che è una roba dei meridionali e dei sardi, perché i sardi hanno il codice barbaricino, i meridionali se la gestiscono in questa maniera qui. Boh, allora noi diciamo andiamo avanti. E che cosa ci inventiamo? Siamo partiti in due e adesso invece la redazione è un po' più allargata, per fortuna. Abbiamo detto cominciamo. Allora, nel 2010 c'era internet, ma non era così sviluppato come adesso. Cominciamo a mettere testa su questo fenomeno, raccogliendo le notizie che ogni giorno compaiono sui giornali nazionali, sui giornali locali, ascoltiamo i nostri coordinatori come dette territoriali che ci segnalano e cominciamo a scrivere. Non lo so, 14 maggio, Mogliano Veneto, provincia di Treviso. Sparo a caso, il sindaco, gli hanno rigato la mano. E così facciamo una cronologia di fatti, mese per mese. E quindi cominciamo a dire, in questo mese quanti amministratori sono stati minacciati? 5, 10, benissimo. Quanti sono uomini, quanti sono donne? Quanti sono sindaci, assessori, consiglieri, presidenti del consiglio? E quindi cominciamo, oltre a raccogliere dei dati di natura quantitativa, a fare una valutazione anche qualitativa, cioè cosa ci sta effettivamente dietro, no? Sono di più al nord, al centro, al sud? E in che province sono più sviluppate e meno sviluppate? Quindi ci diamo dei criteri. Alla fine elaboriamo i dati e cominciamo a commentarli. E quindi nel 2011 esce il primo rapporto. Il primo rapporto esce, desta curiosità, lo sbirciano, convinti che, ma sì, l'hanno fatto, però a vedere. E cominciamo 2012, 2013, finché tra 2014, dal 2013 al 2014, ci sono le elezioni, cambia il governo, diventa presidente del Senato Pietro Grasso, che sapete è stato presidente del Senato, prima ancora procuratore nazionale antimafia, procuratore di Palermo, ma soprattutto giudice ad acre del maxi processo. Quindi vedete la storia che fa il suo percorso, no? E Piero Grasso, che vedeva e leggeva i nostri rapporti, dice: io penso che questo fenomeno sia meritevole di attenzione, perché nel frattempo i rapporti hanno cominciato ad attirare l'attenzione dei giornalisti, perché noi giornalisti, quando vedevano i numeri, dicevano è impossibile, e dicevamo vieni, ti facciamo vedere la cronologia, ma non solo, ti facciamo parlare con le persone colpite, le storie, no? Nel libro che vedrete, se volete, là in fondo ci sono 10 storie di persone che vi raccontano la loro paura, ma anche la loro resilienza e la loro resistenza. E quindi il rapporto fa nascere una commissione monocamerale di inchiesta al Senato. Dalla commissione lavoriamo, si fa una relazione, noi lavoriamo proprio nello staff della presidenza, la presidente è una senatrice, si chiama Doris Lomoro. Cosa interessante, Doris Lomoro è stata una delle prime vicepresidenti di Avviso Pubblico, quindi magistrato, lei era vice sindaca di Lamezia Terme, eccetera. Ecco, c'è tutta una serie di positive combinazioni che si combinano e alla fine si fa la relazione, si fa una proposta di legge che poi diventerà nel 2017 la legge numero 105, che è una legge che alza le forme di protezione verso gli amministratori e le amministratrici colpite e cerca di ridurre la zona franca, se volete magari ci entriamo più nel merito. E succedono quindi tutta una serie di cose per cui il rapporto amministratori sotto tiro diventa anche per il mondo della stampa un appuntamento atteso e soprattutto la cosa interessante è che non presentiamo più da un certo punto in poi solo i numeri, ma cominciamo a portare la storia delle persone, no? E questo fa la differenza perché insomma si vede che la violenza può intimidire, può minacciare, ma non può fermare il cambiamento quando ci sono delle persone capaci, competenti, che sono anche sostenute dalle loro comunità. Grazie, è stato veramente
una lunga storica e anche di intenzioni molto, molto efficace e quindi mi viene da dire è un proseguimento naturale del mandato che ha avuto il pubblico, prima mettere insieme gli amministratori e con questo rapporto mettere insieme appunto anche le loro storie e le vicende che li riguardano da vicino, che avrà un'efficacia, come hai detto tu, immediatamente istituzionale, poi vedremo anche gli effetti nel nostro quotidiano. Allora ti proporrei veramente di entrare nel vivo, se sei d'accordo, e di capire che quadro hanno dato queste analisi, questi dati raccolti nel 2024, quindi con la pubblicazione del rapporto del 2024 che riguarda i dati del 2024. Anticipo già che il nuovo rapporto uscirà a giugno e verrà presentato a Napoli, quindi per poco ce lo siamo persi, ma insomma questo vuole essere veramente anche un incontro per invogliarvi a seguire la pubblicazione appunto in maniera annuale e quindi sarà penso diffuso anche con i dati aggiornati e quindi ti direi di vedere un po' nello specifico cosa è stato evidenziato. Allora, mi alzo un attimo. Sì, Io ho preparato pochissime slide, ok, che penso e spero che vi possano aiutare a capire meglio il fenomeno. Allora, guardate dal 2010 al 2026, abbiamo proprio anche portato un po' di dati. No? Abbiamo trovato circa 6.000 atti intimidatori in 16 anni. 6.000 atti intimidatori vuol dire uno ogni 19 ore nel nostro paese, ok? E uno dirà è impossibile. No, ecco la forza della raccolta del dato, dell'elaborazione del dato e di mettere testa su cosa dicono i numeri. Vedete, sono 370 casi l'anno, praticamente uno al giorno, ok? Eccoci. L'ultimo è successo, per dirvi, ieri in provincia di Crotone, dove a un sindaco sono andati a profanare la tomba del papà. Per dire a che livelli si può arrivare anche di minaccia e di intimidazione. I comuni coinvolti sono 1736, il 22%, praticamente 1 su 5, e nel 2024, cioè l'anno scorso, abbiamo trovato 328 casi di minacce e di intimidazione. Dov'è che si minaccia di più? Soprattutto nel mezzogiorno, vedete il 62,5% è nel sud e nelle isole. Nel sud, in particolar modo in Campania, che è una regione dove non solo si minaccia, ma dove si registra un alto numero di comuni sciolti per mafia. Pensate che in Campania c'è un comune che si chiama Marano di Napoli, dico non per etichettare il comune, ma per darvi l'idea, che è arrivato al 5º scioglimento per infiltrazione mafiosa. E però vedete che quasi il 40%, il 37,5% è nel centro-nord Italia. Prima di fare il rapporto, secondo me, avrebbero detto che il 99% è nell'area del mezzogiorno e quasi niente succede da noi. E invece vedete che praticamente più di un episodio su 3 si registra nelle regioni del centro-nord. E chi sono i soggetti più colpiti? Gli amministratori locali, quindi coloro che operano all'interno di un comune, meno chi opera all'interno di una regione, ma anche perché chi opera, insomma, chi è amministratore e amministratrice in un comune è proprio in mezzo alla gente, è più facilmente raggiungibile, soprattutto nei medi piccoli comuni. Vi do un dato, secondo il dato Istat, in Italia ci sono 7.900 comuni in questo momento. Il 70% ha una popolazione che arriva fino a 5.000 abitanti, il 70%. Un altro 20% arriva fino tra i 5.000 e i 20.000 abitanti. Il resto sono i comuni grossi. Quindi l'Italia è un paese di comuni medio-piccoli, dove il rapporto amministratore-amministratrice-cittadino è poco mediato e quindi è un rapporto diretto. Quindi il sindaco, l'assessore, il consigliere, il presidente del consiglio li trovi al bar, li trovi per strada, in ufficio ci vai, non è neanche bisogno di chiedere l'appuntamento magari. Tra gli amministratori locali, ad essere più minacciati e intimiditi nel 61% dei casi sono i sindaci, cioè i primi cittadini, quelli che rappresentano, mettono la faccia, che rappresentano l'ente locale.
Ma attenzione, se andate sul sito, stamattina ne ha parlato il Sole 24 Ore, dei dati che abbiamo fornito noi, il 13% è fatto di candidati, che è un dato che abbiamo scritto raddoppiato. Perché si minaccia? La minaccia è di due tipi. C'è una minaccia punitiva: hai fatto una cosa che non dovevi fare, cioè hai fatto una delibera che tutela un interesse generale anziché un interesse particolare, che vuol dire quel terreno lì facciamo in modo che resti un parco, perché le persone possono radunarsi, si può rispettare maggiormente l'ambiente, anziché fare un'edificazione, creare un inceneritore, non so, tante cose. Non l'hai fatto, adesso ti avevamo avvertito, paghi pegno. Oppure, attenzione, perché se diventa consigliere, assessore, sindaco, quella persona lì, forse comincia a cambiare i rapporti di potere sul territorio. Quindi facciamo in modo che questo non avvenga. Ecco, in Puglia è successo già. A un candidato è stato pesantemente minacciato e lui ha fatto la scelta di ritirarsi. Era il vice sindaco uscente. Ha fatto la scelta di ritirare la candidatura. Che capite che è un fattore grave. Perché noi, credo un messaggio che abbiamo cercato di far passare, Stefania, è stato questo: quando si colpisce un amministratore o un'amministratrice, non è che si colpisce una singola persona, si colpisce un'intera comunità, si colpisce la democrazia di quel territorio. Ma spesso non dimentichiamoci che queste persone hanno una famiglia alle spalle, quindi la ricaduta è anche sui familiari. Ma i familiari, soprattutto la cosa bellissima nella difficoltà, sono i ragazzi. I ragazzi, questa è una cosa che abbiamo scoperto, parte quindi della resilienza, dell'assistenza, spesso sono i figli che dicono: papà, mamma, vai avanti. Poi c'è il consiglio comunale, il sostegno dei partiti, le manifestazioni pubbliche, avviso pubblico, la prefettura, cioè tante cose che spingono le persone a non mollare. Però questo è un sintomo di una crisi anche della democrazia, che poi ha anche altre cause, però ecco, io ve lo sottopongo alla vostra attenzione. E chi è che minaccia? Allora dice: i cattivi sono i gruppi criminali e mafiosi, certamente, ma non sono i prioritari. Ci sono i gruppi, questi che minacciano per i motivi che vi ho detto, ma poi ci possono essere anche dei gruppi politici, in particolar modo quelli di estrema destra. Un'amministrazione comunale decide di accogliere dei migranti. No, i migranti sono tutti delinquenti, sporchi, portano le malattie e quant'altro, quindi cominciamo a minacciare. Esempi concreti che vi faccio. Oppure un sindaco, un'amministrazione si esprime per la pace e dice delle cose che non sono gradite. Oppure dice delle cose del 25 aprile contro il fascismo e il razzismo non sono gradite, e via dicendo. Ma guardate che la stragrande maggioranza delle minacce e delle intimidazioni, allora, qualitativamente gravissime le minacce dei gruppi criminali mafiosi e dei gruppi estremisti, perché sono minacce che pesano, poi vi spiego cosa succede. La stragrande maggioranza delle minacce però arriva dalla cittadinanza. I cittadini, singoli o in gruppo. Andiamo dalla persona che ha preso la multa e che si arrabbia e offende anche pubblicamente l'amministratore che magari ha la competenza della viabilità delle strade, dei parcheggi o quant'altro. Oppure controllo delle residenze, si scopre che ci sono delle cose che non tornano e così via. E quindi ci possono essere delle minacce fatte da singole persone o addirittura da cittadini che si mettono in gruppo e cominciano ad tartassare e a minacciare gli amministratori locali. Su tutte le minacce che vi ho fatto vedere, il 25%, cioè un quarto, dipende dai cittadini. Il 36% è il malcontento per le scelte amministrative, il 26% è quel fatto di gruppi che si chiamano anarchici o estremisti, ma il 20%, un caso su 5, delle minacce che fanno i cittadini è perché a questi cittadini non sono stati riconosciuti dei sussidi. Per esempio, noi abbiamo trovato un'impennata delle minacce quando si è deciso di togliere il reddito di cittadinanza. Lì in alcuni territori le minacce sono aumentate molto, così come
le minacce sono aumentate con la crisi dei posti la perdita dei posti di lavoro. Perché? Perché il sindaco deve darmi un posto di lavoro, perché la Costituzione dice che il lavoro è un diritto, quindi io ho diritto. E poi ho letto su Facebook che a me tagliano il sussidio, il reddito di cittadinanza, non mi danno il lavoro, però il sindaco, fake news, si è raddoppiato lo stipendio. Fonte? Non lo so, l'ho letto su Facebook, l'ho letto sul telefonino. Adesso mia mamma dice l'ho visto sul telefonino, invece più l'ho visto in televisione. Ecco, no? Non c'è l'introduzione. Eccoci, no? Ecco. E quindi, quindi la violenza contro gli amministratori e le amministratrici è frutto proprio anche di un contesto sociale, dove non solo si reagisce a quello che si pensa sia stato tolto ingiustamente, ma purtroppo, e adesso lo vediamo nel grande, la dico così, la forza del diritto è stata sostituita dal diritto della forza. Cioè, io sono arrabbiato nero perché mi tolgono i sussidi, fanno multe, robe varie, ma quale lettera, ma quale chiedere di conferire, come si direbbe in maniera forbita, io lo aspetto fuori e lo riempio di botte. A Salerno, 3 mesi fa, un sindaco è stato fermato, è stato picchiato talmente forte che ha perso 2 dita di una mano, probabilmente sta perdendo un occhio, ecco, per darvi l'idea di che cosa significa. Oppure tempo fa ad Affi, quindi il nome Affi è sul lago di Garda, un posto bellissimo, in piena giorno, all'ora di pranzo, una persona che non si è riusciti a trovare ha sparato 6 colpi di pistola nella casa del sindaco, col sindaco e la famiglia a pranzo. E sono stati fortunati che non è successo niente. Come si minaccia? Al sud si ricorre soprattutto all'incendio. Si bruciano che cosa? Le macchine. Molto spesso le macchine sono parcheggiate in strada, non nei garage. Oppure le seconde case, che in genere sono al mare. Ma quando si brucia una macchina, è interessante, perché poi siamo andati a capire, la macchina viene bruciata di notte, in piena notte. Allora cosa succede? Tu hai la macchina sotto casa, in un quartiere, arrivano i vigili del fuoco, arrivano con le sirene, accendono le foto elettriche, ovviamente fanno rumore per poter spegnere. Cosa succede? Che la gente si sveglia e vede che è stata bruciata la macchina del sindaco, del consigliere, dell'assessore. Quindi l'effetto di dire vedete cosa succede a chi non fa quello che vogliamo noi, succede questa roba qui. Eccoci. Cosa diversa invece nel centro-nord, dove le minacce sono fatte soprattutto di scritte lettere minatorie. Allora le scritte vuol dire, per esempio, le scritte sui muri della città, come è successo a Mestre. Una serie consiglio vota la possibilità di costruire un parcheggio in un posto. Qualche giorno dopo, consiglio comunale abbastanza caldo, qualche giorno dopo sui muri di Mestre c'erano le epigrafi a morto con i nomi di tutti i consiglieri che avevano votato a favore della costruzione di quella struttura. E poi le lettere minatorie, lettere che contengono minacce, offese, a volte c'è solo la lettera, in alcuni casi, dopo lo vedremo, c'è un altro pensierino, dei proiettili, o esplosi o inesplosi. E questo insomma rende ancora più forte e brutta la minaccia. Ma un dato su cui vorrei chiedervi la vostra attenzione è il fatto che nella stragrande maggioranza si minacciano persone di sesso maschile, perché sono anche più presenti nella politica. Speriamo che questo si riequilibri, che ci siano più donne anche che fanno politica, che gli venga dato spazio, perché è giusto. E il 18%, che è il dato più alto degli ultimi anni, quello che abbiamo registrato nel 2024, riguarda le donne, sindache, assessori, consiglieri, alle quali viene augurato quello che succede tipicamente nelle cronache di violenza contro le donne, cioè che ti stuprino, che ti violentino. Qualcuno, come a Iolanda di Savoia, in provincia di Ferrara, ha tentato di tirare l'acido, una bottiglietta di acido addosso alla sindaca, e così via. Quindi lo segnalo perché purtroppo questi fatti rivolti verso una donna che ricopre un incarico pubblico hanno poi un eco
ancora più importante. E quello che stiamo registrando negli ultimi 5-6 anni è l'aumento dell'uso dei social network per minacciare e intimidire. Cioè io scrivo delle cose pesanti, le scrivo su Facebook, soprattutto Facebook è il principe, diciamo, dei social network, ma le posso anche scrivere in altre parti. Adesso sarà interessante capire se le fake news, cioè mettere delle informazioni completamente false, cosa succederà con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché con l'intelligenza artificiale stasera io posso fare un video con Stefania in cui Stefania insulta me, io insulto lei, pure dice, scusa, io sono andato a Mogliano, hanno parlato delle cose, era tutto tranquillo, no, guardate cosa è successo, no? Quindi sarà interessante perché se si falsificano le notizie è brutto. E guardate che un pezzo della crisi della democrazia è proprio questa, cioè il diffondere informazioni sbagliate, informazioni non vere, informazioni superficiali, e questo alimenta la rabbia, perché il social network, io vi invito a leggere un libro molto bello che si intitola, nella sua cruda analisi, Qualcosa è andato storto, scritto da Riccardo Luna, un bravissimo giornalista del Corriere della Sera, dove lui dice, guardate che i social network, e questo è stato scoperto perché alcuni bravissimi ingegneri, operatori si sono licenziati da Google, da Facebook, da TikTok e così via, perché si sono accorti che questi strumenti mirano ad avere tanti contatti, e per avere tanti contatti che poi vendono i dati, vendono la pubblicità, hanno scoperto che i contatti li hanno se veicolano dei contenuti di rabbia, di violenza. E questo produce quello che si chiama l'engagement, cioè il far stare sempre di più le persone a scrollare, no? Eccoci. Quindi non c'è più la signora che fa la cucina, il piatto prelibato, oppure quello che in bicicletta fa i salti mortali, no. Adesso quello che ti fanno vedere soprattutto sono le discussioni violente, le risse. E io ho 2 figli giovani, quindi vedo loro e i loro amici, insomma, qualcuno che adesso guarda ogni giorno gli attacchi di guerra che ci sono in Ucraina, per esempio, no? I russi che ammazzano gli ucraini, ma sono ragazzi della loro età e viceversa. E questo, diciamo, è una cosa veramente terribile. E la seconda cosa che Luna scrive, e che noi abbiamo scritto anche in Episodio Attento qualche tempo fa, è che i social network non solo spingono a guardare questi contenuti, ma cambiano il modo di vedere la realtà. Quindi se le persone non sono attrezzate, il problema è che credono a tutto e al contrario di tutto. Guardate, domenica è uscito un articolo sul Sole 24 Ore che si intitolava Italia, un paese sempre più vecchio e sempre più ignorante. Lo scriveva il Sole 24 Ore, del quotidiano della Confindustria, non è insomma, un giornale di partito che sta da una parte e dall'altra. Ed era scritto dal presidente, dal rettore dell'Università Bocconi di Milano, che è una fucina di classe dirigente nel nostro paese, commentando i dati in base sulla preparazione dei nostri ragazzi, cioè il livello di istruzione dei nostri ragazzi, ma anche di un pezzo della società adulta, sta andando giù. L'Ocse dice che il 35% dei cittadini italiani ha un analfabetismo di ritorno, cioè legge una cosa ma non capisce quello che legge. Allora voi capite che se cala l'istruzione, che vuol dire le istruzioni che mi hanno insegnato a scuola, che dovrebbero aiutarmi ad avere un senso critico e a non credere a tutto quello che mi viene detto, è molto facile manipolare le persone e quindi le posso aizzare quando mi fa comodo oppure calmare quando mi fa un altro comodo. E come le calmo? Le distraggo. Anziché concentrarmi sulla crescita del debito pubblico d'Italia, gli faccio vedere la famiglia nel bosco. Ecco, ad esempio, no? Può succedere una cosa del genere. E come si dice? E qui è la stessa roba, no? Ci sono campagne elettorali che si basano non sull'idea voglio dimostrarmi migliore del mio avversario, non si ragiona in termini di avversario, ma si ragiona in termini di amico-nemico. Lui è il bersaglio da colpire.
E questo è un altro elemento che abbiamo rilevato col rapporto. Il 21% dei casi che noi abbiamo censito nel 2004 sono avvenuti in 43 comuni, nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, cioè laddove si è accertato che il comune funzionava per portare avanti degli interessi criminali, agli amministratori e le amministratrici che sono andati dopo la si è fatta pagare, cioè non permettetevi di cambiare lo status quo che c'era prima, che tutelava pochi a scapito di molti. Si deve tornare a quei livelli lì. E questo è un dato particolarmente importante. Vado verso la fine e qui arriviamo a casa nostra. Focus sul Veneto. Allora, noi dal 2010 all'anno scorso abbiamo censito su fonti aperte, quindi quelle che vi ho detto, tra le quali ci sono anche l'analisi delle interrogazioni e delle interpellanze al Parlamento o nei consigli regionali, che facciamo tramite il nostro osservatorio parlamentare, che è il nostro centro studi. Noi abbiamo censito 252 atti intimidatori, che in questo arco temporale pongono il Veneto come seconda regione più colpita del nord. La prima è, bravissimi, la Lombardia. E la Lombardia, tra parentesi, è anche la prima regione per numero di segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, detto dalla Banca d'Italia, che sono un indicatore di riciclaggio. Quindi la mafia va a investire dove ci sono tanti soldi e va a minacciare, insieme a quel pezzo di cittadinanza, dove qualche sindaco dice: beh, io non aspetto che ci sia il morto, io me ne sono accorto che qualcuno porta dei capitali nel mio territorio che non sono capitali puliti. Le province più coinvolte: Padova 76 atti intimidatori, Venezia 51, Vicenza 42, Treviso 38, Rovigo 19, Verona e Belluno 13. In totale sono 100 comuni colpiti, che sono circa il 18% del totale dei comuni, che sono quasi 600 in Allora, alcuni casi principali. A Cittadella, in provincia di Padova, come è successo ieri a Crotone, hanno trafugato l'urna con le ceneri del papà del sindaco. E questo come, diciamo, dopo alcune decisioni che erano state prese in Consiglio Comunale. A Solesino, in provincia di Padova, il sindaco si è accorto che gli sono entrati nella macchina alla ricerca non per rubargli l'autoradio, il telefonino, andavano proprio a cercare delle cose. A Rubano, dove c'è la bravissima sindaca, questa sindaca è stata minacciata di morte e di violenza sessuale, ma in maniera diretta, e lei lo ha reso pubblico su Facebook. Perché? Non per dire sono una vittima, ma perché dopo il danno, la beffa, circolavano delle informazioni completamente false sulla sindaca, tanto da dire, questo guardate che è un dato su cui riflettere. Noi lavoriamo con l'Università di Urbino, il professor Diamanti, abbiamo fatto fare un sondaggio da cui è emerso che il 27% degli italiani intervistati dice: sì, è vero che minacciare e intimidire un amministratore locale è brutto, però delle volte bisogna farlo, perché sti politici tutti uguali, ignoranti, ladri, pensano ai fatti loro. 27%. Quindi se un paese comincia a tollerare una violenza fisica, psicologica, capite bene che può scapparci il morto, come è successo ad Acciaroli con Angelo Vassallo, Laura Pratti a Cardano al Campo, vicino a Subarsizio, morta perché il capo della polizia locale, licenziato per assenteismo, un giorno va in ufficio e spara a lei e al vice sindaco. Ecco, succedono anche queste cose qua. A Monselice, ecco qua, una testa di cinghiale messa davanti all'anagrafe, i controlli delle residenze. Arcole, provincia di Verona, il comune prende delle decisioni rispetto all'assetto territoriale e qualche giorno dopo arrivano 100 email minatorie con minacce di morte, 100 al sindaco e al vice sindaco, e a un certo punto dovevano fare un altro consiglio comunale e lo sospendono. E questa notizia va sulla prima pagina del giornale L'Arena, che è come la tribuna di Treviso qui da voi, ok?
per darvi l'idea. A Belluno è, guardate qua, aggressione al consigliere con tentativo di strangolamento. A Belluno. Cioè tu fai il consigliere comunale, ti fermano per strada e questa persona è talmente arrabbiata con te. Ci sono persone, attenzione, che hanno anche dei problemi, a volte di natura psichiatrica, gente che ha avuto più di un DSO e quant'altro, quindi vi do l'idea anche delle vite di scarto, come diceva Papa Francesco e Zygmunt, no? Cioè, queste persone, chi che se ne prende cura? Ma ci sono delle persone perfettamente sane di mente che però covano e possono arrivare anche a fare delle cose di questo genere qua. Guardate poi a Mauro, in provincia di Vicenza, il sindaco dice bisogna che facciamo delle cose contro le baby gang, ma intese un po' più di controlli. Poi il termine baby gang è un termine forte, noi l'abbiamo preso perché l'ha dichiarato lui, noi abbiamo fatto un libro, se volete lo presentiamo la prossima volta, che è uscito proprio in questi giorni, si intitola Giovani, fiducia e devianza. Abbiamo fatto un focus sui giovani nelle periferie, ma raccontando anche tante possibilità e spiegando che non è solo una risposta penale quella che serve quella, ma anche una risposta di prevenzione e di educazione. Bene, per il fatto di avere detto proviamo a aumentare i controlli, fare delle cose, lui riceve un biglietto minatorio forte che insomma crea disagio. A Bolzano Vicentino, non a Reggio Calabria, a Crotone, a Bari, a Palermo, il sindaco trova un proiettile con una lettera minatoria nella buca delle lettere di casa. Quindi non dal comune, a casa sua, quindi sappiamo dove abiti e ti mettiamo dentro questa sorpresa. E poi a Caldiero, in provincia di Verona, questo comune aderisce anche ad avviso pubblico, il sindaco è una persona molto brava, ex dirigente del genio civile, adesso è lui in pensione, e qualcuno cerca di influenzare la scelta su delle pratiche edilizie. Marcello Lovato, che un signore che sa il fatto suo, che fa l'amministratore da tanti anni, una persona perché onesta molto competente, lui e il suo vice sindaco fanno nel consiglio comunale una serie di dettagli, dicono no, questa roba qui non si fa. Caldiero è un posto che si trova tra Verona e Vicenza, è un posto dove ci sono tante attività pubbliche, tante cantine che producono del vino fantastico, quindi è una zona anche ricca e quant'altro, ma è una zona, guarda caso, dove l''ndrangheta è arrivata, perché siamo vicini all'Onigo, ci sono delle inchieste molto importanti e per il fatto di aver detto di no si ritrovano qualche giorno dopo a ricevere anche loro delle minacce di morte per aver fatto queste cose qua. Ecco, io mi fermo qua, sono poche slide, era per farvi un po' il quadro della situazione. Grazie per Paolo, penso che questi dati siano pochi ma tanti nel senso di potenziali punti da cui partire e anzi sì, anticipo già che alla fine della nostra chiacchierata ci sarà ovviamente lo spazio per gli interventi dal pubblico, quindi se avete curiosità e informazioni ci sarà lo spazio per chiedere a Paolo. E volevo fare una riflessione, visto che è un'attività, un progetto che va avanti dal 2010, abbiamo visto che uno di questi dati comparati rispetto al passato riguardava gli altri indicatori verso le amministratrici donne. Sì. E volevo chiederti se avete notato altri trend, mi perdoni Nanni Moretti, positivi o negativi nel tempo, cioè come questi dati sono cambiati, posto che appunto il contesto e i fenomeni, le cause dietro questi fenomeni sono cambiate. La crisi della democrazia, la polarizzazione, l'uso dei social network, quindi questa aurea di impunità. E una domanda un po' correlata è se questo lavoro di sensibilizzazione che avete fatto nei confronti della stampa, dei giornalisti, ma anche degli amministratori stessi, ha portato di conseguenza a diversi numeri.
immagino io che più c'è l'attenzione, più ci sono presenze nella rassegna stampa quotidiana, più aumentano forse, spero, anche le denunce. Quindi volevo capire un po' queste dinamiche. Allora, grazie per questa domanda. Allora, che è molto centrata. Allora, se c'è qualche amministratore, cioè amministratrice locale, e io gli auguro mai, ma dovesse subire una minaccia, un'intimidazione, ma anche che qualcuno dice, ma sì, è normale, no? Mi hanno tagliato una gomma, mi hanno spaccato lo specchietto, mi hanno fatto una riga sulla portiera, io vi dico, per favore, fatelo presente alle autorità competenti, perché un messaggio, volevo dire, prima non l'ho detto per non mettere troppa carne al fuoco e non incensarci, ma l'avviso pubblico è entrato nell'osservatorio nazionale del Ministero dell'Interno insieme a l'UCI e noi ci convocano 2 o 3 volte all'anno, quando andiamo noi portiamo sempre degli amministratori e delle amministratrici e loro dicono sempre ai loro colleghi: guardate che i dati che noi vi abbiamo fatto vedere adesso sono quelli di cui siamo venuti a sapere, ma tante cose non si denunciano per paura innanzitutto, oppure perché culturalmente si pensa che bisogna metterlo nel conto. Io questa roba qui, apro qui una parentesi, l'ho scoperta anche quando ho studiato il rapporto calcio e mafia. Io ho incontrato anche dei calciatori molto famosi, i quali ritenevano normale che nella loro professione poteva esserci qualcuno che sotto casa gli mette uno striscione minaccioso, oppure li vanno a trovare nel centro di allenamento e gli dicono: guarda che ti sei fatto espellere domenica, hai sbagliato il rigore. Quindi non è normale essere minacciati. Quindi quando capita bisogna denunciarlo, farlo presente. Poi i trend. Noi abbiamo visto ridursi la forbice tra il nord e il sud. Cioè il nord si è avvicinato pian piano al sud. Una volta eravamo al 15%, al 20% degli atti intimidatori, ora avete visto siamo quasi al 40%. Questo è frutto anche del fatto che, dopo tutto il lavoro che si è fatto, anche insieme ad altri, abbiamo cominciato, il Ministero ha istituito anche degli osservatori territoriali, dentro i quali noi partecipiamo, e questi osservatori territoriali non solo raccolgono le testimonianze e le denunce, ma un'altra battaglia vittoriosa che ha fatto l'avviso pubblico è stata quella di chiedere, a partire dal governo Draghi, che si istituisse un fondo perché ai sindaci e agli amministratori colpiti, che bruciano la macchina, la casa e quant'altro, quindi si è ristorato il danno. E con quei soldi però si potesse anche fare delle iniziative nelle scuole e con la cittadinanza simile a quelle che facciamo questo, per far crescere la conoscenza del fenomeno e la consapevolezza del rischio che questo fenomeno comporta, perché restringe i diritti, restringe le libertà. E qualcuno ha preso coraggio e quello che riteneva normale per paura non denunciava, ha cominciato a denunciare. Quindi un po' di più il fenomeno è emerso, ma bisogna fare molto altro. La stampa in questo ci aiuta, perché insomma chi di voi è venuto a Roma a seguire le presentazioni e l'ha visto, ecco, noi nella rassegna stampa che prima aveva 3 pagine, 10 pagine, adesso facciamo delle rassegne stampa più grosse, andiamo in televisione, andiamo in trasmissioni radiofoniche seguitissime della RAI, del Sole 24, di Radio 24 e quant'altro, quindi se ne parla molto, molto di più. Devo dirti che una delle cose, un trend che persiste e su cui bisogna lavorare ancora di più, è l'impunità. Si fa fatica a trovare chi compie questi gesti, ma quando vengono individuati cerchiamo di darne notizia. Questo lo dico perché tutti pensano: ma sì, tanto lo faccio franca. No, perché con la legge 105, avendo innalzato le pene, si può usare uno strumento importante, che spero che il Ministro della Giustizia, che di questi territori se lo ricordi, che sono le intercettazioni, perché l'intercettazione aiuta a capire tante cose. E quindi si sono cominciate a trovare delle persone con le intercettazioni telefoniche, ma anche la polizia postale è riuscita a risalire negli account che all'apparenza sembravano falsi, ben nascosti e quant'altro. Perché il problema è che dietro ad alcune minacce e intimidazioni ci sono anche persone di giovane età, per esempio, che non si rendono proprio conto di quello che fanno, ma se superano una certa età anagrafica sono soggette a delle sanzioni, diciamo, rilevanti. Quindi è bene anche, noi lo presentiamo
nelle scuole. Io il 23 maggio sarò a Monselice, quindi grazie a Maria Grazia Donon che ha seguito per noi questo progetto della Regione Veneto, che portiamo avanti da 11 anni, da 12 scuole, 600 ragazzi coinvolti, 30 insegnanti di tutto il Veneto, compreso della provincia di Treviso, quindi grazie anche a te Stefania che ci hai dato tanto aiuto in questo. Io andrò lì perché i ragazzi che lavoro hanno fatto un libro su Angelo Vassalli, sindaco di Poli, che ho ucciso il 5 settembre del 2001. E questi ragazzi gli hanno scritto delle lettere. Quindi vedete che la scuola è importante, vedete che bisogna non essere un paese ignorante, magari vecchio, speriamo che ci mettano nelle condizioni di fare più figli, da sposati o non sposati, però insomma c'è bisogno anche di questo. Però è interessante che dei ragazzi del Padovano si interessano di un sindaco del Salernitano. Incredibile, un sindaco campano. E questi ragazzi studiano, si documentano e scrivono questo libro che noi adesso segnaleremo all'Osservatorio Nazionale del Ministero. Speriamo che il Ministero, insomma, predato, che si è fatto un lavoro importante, ma per valorizzare i ragazzi, per valorizzare il lavoro degli insegnanti, per dire che la scuola è importante, bisogna investire sulla scuola, anche per ridurre la violenza. No? Ecco. E questo quindi è stato un elemento importante, cioè che con i soldi del fondo si possono fare attività nelle scuole importanti. Lo dico perché nell'ultima legge finanziaria noi stiamo interloquendo con il governo, come abbiamo fatto con tutti i governi, con il ministro Piantedosi, con altri. E il ministro delle finanze dice che bisogna portare il fondo che è adesso a 6 milioni di euro a 1 milione di euro. E il Ministero dell'Interno dice che le minacce sono in aumento del 26%. Allora abbiamo detto, scusate, parlatevi, perché se da una parte voi registrate che ci sono un aumento e dall'altra si taglia, come facciamo a tenere insieme le due cose? Ecco, allora, insomma, noi lo ribadiremo anche nell'Assemblea di Riso Pubblico del 22 maggio, cioè quel fondo va preservato e va reso stabile, perché ristorare in tempi rapidi un danno incoraggia le persone, fa sentire lo Stato vicino. Ridurle, deve esserci tu, o facciamo la cena della legalità per pagare la macchina al sindaco, non va tanto bene. Eccoci. Quindi bisogna lavorare di più sul ridurre l'area dell'impunità. E la cosa però interessante è che attraverso questi osservatori delle prefetture, insieme alle risorse del fondo, si è cominciato a lavorare di più sul territorio, e partendo da un fatto negativo è interessante perché ai giovani si spiega che cos'è un comune, per esempio, come funziona, cosa vuol dire fare il sindaco, o l'assessore o il consigliere, insomma, che è un'attività importante. Chi la pratica con serietà, la pratica con uno spirito di servizio del bene comune per amore della sua comunità, e quindi diciamo che il comune è la casa di tutti e va difeso da tutti. Ecco, questo, diciamo, sono alcuni trend che sono emersi. Allora, sì, hai accennato prima che appunto abbiamo analizzato un po' le cause sociali, sì, di questi comportamenti, e anche abbiamo detto che i comuni come enti territoriali più piccoli e più vicini alla cittadinanza sono quelli più colpiti. Sì. E volevo chiederti se secondo te ci sono anche degli elementi strutturali di questi, cioè delle caratteristiche dei poteri degli amministratori locali che possono renderli maggiormente vulnerabili. Ad esempio c'era una suggestione sul rapporto che il sindaco ha il potere di decidere sui TSO che hai nominato prima. Quindi mi chiedevo se ci sono anche degli aspetti dell'ente comune come ente territoriale più vicino alle persone che potrebbero essere ottimizzati per rendere meno pressanti queste emergenze, questi fenomeni. Allora, guarda Stefano, noi abbiamo fatto una proposta, no? Partendo da un'altra esperienza, cioè la cosa interessante, che almeno per me, ma non solo penso per me, è quella che il Riso Pubblico ti offre l'opportunità di vedere la realtà da diversi punti di vista e di imparare da diverse situazioni. Allora, mi spiego. Beni confiscati.
vuol dire case, terreni e palazzi che i mafiosi si sono comprati vendendo un sacco di droga, minacciando le persone, ammazzandole e quindi hanno fatto profitto calpestando i diritti. Nel 1996 viene approvata una legge, la numero 109, frutto di un'attività importante di Libera che raccoglie 1 milione di firme, me lo ricordo perché avevo più di 20 anni, con i miei amici, supermercati, chiese, parcheggi, firma qua, firma. Ecco, cosa dice questa legge? Quel bene, il mal tolto, comprato calpestando i diritti e la vita delle persone, lo rigeneriamo e diventa uno strumento che da bene privato diventa bene pubblico, diventa bene comune. Quindi diventa luogo di rigenerazione dei diritti che vi permette di chiedere in cambio l'adempimento dei doveri. Quindi vuol dire essere cittadini responsabili. In Sicilia, nei territori dei cosiddetti corleonesi, Corleone, San Giuseppe Iato, San Cipriano, quella zona lì, ci sono 100 chilometri quadrati, terreni, cascine e quant'altro. I comuni, come ho detto, sono tutti medio-piccoli, da soli non ce la fanno. Allora hanno creato un consorzio e hanno detto cominciamo a creare un ufficio dove c'è una o più persone che si occupano di agricoltura, di contabilità, che sanno rapportare, che conoscono le leggi, che sanno rapportarsi con le istituzioni. Quindi creiamo un pool, una squadra di persone specializzate che fanno questo. Il risultato è che hanno creato posti di lavoro veri, commercializzano i loro prodotti sulla grande distribuzione, quindi non è che si fa un atto caritatevole, i prodotti di libro sono squisiti, sia quelli solidi che quelli liquidi, stupendi, preferisco i rossi e i bianchi, non sono buonissimi tutti, però vuol dire avere rigenerato la democrazia. Allora uno dice, se si fanno le cose insieme meglio, proviamo per ridurre le minacce e le intimidazioni, fare un po' la stessa cosa, che vuol dire che alcune decisioni, alcune situazioni, anziché accentrarle su un unico comune, su un'unica figura, le decentralizziamo e le portiamo ad esempio a livello provinciale, dove c'è un gruppo di lavoro. Quindi voi potete colpirne uno, ma ce ne sono altri 9 che portano avanti quel lavoro. Ecco, non siamo ancora riusciti, diciamo, ma per varie ragioni, no? Perché poi io per esempio penso che in Italia siano troppi comuni, no? Perché alcuni comuni sono piccolini, allora bisognerebbe cercare di accorparli, anche qua però con attenzione perché alcuni comuni sono presidi di controllo del territorio, presidi di legalità come le scuole, no? Ci sono delle scuole, io ho visto in Calabria, in altri posti sperduti, uno dice ma sì, bisogna chiudere perché ti portiamo col pulmino giù, ma invece avere la scuola vuol dire tenere viva una comunità, l'attenzione sulle regole e così via. E allora ecco, un tentativo che stiamo facendo, portando avanti, è proprio questo, ecco, quello di cercare di, come funzioni, di accentralizzarlo su altri punti in maniera tale da sgravare i sindaci o magari qualche assessore da queste condizioni. Anche perché è un fenomeno un po' che si autoalimenta, perché più aumentano le intimidazioni e le minacce, insomma, e più l'amministratore locale si sente vulnerabile, il sentimento di antidemocrazia e la disponibilità di assumere questo ruolo di rinnovarlo ovviamente viene meno, quindi è un'antidemocrazia che si autoalimenta. Sì, però il dato positivo, scusa se ti interrompo, che vorrei dire è che nella stragrande maggioranza dei casi le persone restano al loro posto. Allora, possiamo dire, vogliamo Veneto, che è sbagliato dire che sono tutti uguali, indipendentemente dalla collocazione politica, perché io vorrei che veniste una volta a un'iniziativa coordinamento, vedete, se vi fa piacere, è il coordinamento trevigiano oppure il coordinamento veneto, no? Troverete gente che si colloca il Veneto proprio in tutti i partiti, in tutti. E la cosa interessante che io vedo, perché ho lavorato anche al Parlamento per un po' di tempo, io ho visto la differenza tra fare politica a livello, anche sono genio, vi racconto l'esperienza, fare politica a livello nazionale e fare politica a livello locale. A livello locale le persone sono molto più pragmatiche, i sindaci certamente hanno le loro idee politiche, ma su alcune questioni la quadra la trovano, perché sono chiamati
in un rapporto diretto con la cittadinanza, rispondere in tempi più rapidi magari a certi problemi o interrogarsi su alcune questioni perché vivono su questioni del territorio, le conoscono e le vivono. Allora il fatto che la stragrande maggioranza delle persone resista è un dato importante proprio per quello che dicevi tu, perché se l'antipolitica, l'antidemocrazia prende piede, alla fine, guardate che le mafie ci sguazzano dentro. Allora, io vi ho fatto prima un riferimento, non voglio insegnare niente a nessuno, ma sono riflessioni che mi stanno sempre facendo. Allora, partiamo dal grande, il contesto geopolitico, no? Cosa succede? Ho una situazione che è complicata, benissimo, come la affrontiamo? Con la forza. Ma guarda che questa roba costa, non preoccuparti, abbiamo alle spalle 6-7 persone, non di più, che hanno di patrimonio personale tanti di quei soldi che superano i bilanci degli stati. Quindi abbiamo un concentrato di forza economica e di forza militare che ci permette di fare queste scelte. Quindi vince il più forte. Allora scendi in basso e dice, se lo fanno loro perché non posso farlo io? No, una sorta di legittimazione. Secondo elemento. I sindaci, scusate, gli amministratori locali sanno benissimo che dopo il Covid si è ritornati a dire taglio. Oggi noi stiamo assistendo a una cosa che è esattamente l'opposto, quello che dice un grande studioso di scienza della politica, si chiama Checco Zalone, no? Mai mollare il posto fisso. Noi oggi abbiamo il tema che tante persone escono dalla pubblica amministrazione. Alla Regione Lombardia, uno degli ultimi concorsi fatti per fare il dirigente, che non è proprio una rovettina, insomma, brutta, mentre prima affidavano i padiglioni alla fiera di Roma, l'ultimo concorso si sono iscritti in 53. Alle prove non sono andati neanche tutti quanti. Allora, se tu mi tagliano le risorse economiche, le persone capaci, competenti, non tutte, magari non dico che vanno fuori completamente dalla pubblica amministrazione, ma dal comune cercano di andare in provincia, cercano di andare in regione. Se mi tagliate i fondi, io alcuni servizi non sono più in grado di garantirli come un tempo, o addirittura devo tagliarli. Ma allora le persone si arrabbiano, perché dicono, allora i miei diritti non sono mica pienamente riconosciuti. Allora io non ho mica tempo se magari, pensate ai signori che lavorano nell'Electrolux, no, vogliono licenziare più di 1000 persone, mi mollano il lavoro, magari ho un mutuo, ho i figli che studiano, non sto bene. C'è 6 milioni di persone che non si stanno curando in questo momento nel nostro paese. La povertà è in aumento, lo dice l'Istat, lo dice la Caritas, le disuguaglianze sono in aumento. Quindi se aumenta la logica che l'uso della forza è meglio dell'uso del dialogo e della democrazia, se aumentano le disuguaglianze e quindi ciò che non mi spetta di diritto me lo prendo in qualche maniera, ma se aumentano le disuguaglianze magari aumenta anche la voglia di essere servili piuttosto che cittadini liberi, e tutto questo alimenta uno Stato tale per cui i mafiosi che obiettivo hanno? L'obiettivo della mafia è quello dell'arricchimento rapido e impune. Voglio fare tanti soldi in fretta senza pagare nessuna conseguenza. E se la pago, voglio che sia ridotta al minimo. Cioè, sono molto pragmatici e razionali, no? Cioè, perché adesso sparano di meno? Guardate che sparano ancora, Se vedete le cronache degli ultimi mesi tra Bari, Barletta, Andria Trani e Palermo, vedete che sparano a Palermo, sono ritornati a sparare col Kalashnikov. Il Kalashnikov è un'arma da guerra con cui è stato ammazzato il generale della Chiesa e con cui sono state fatte le guerre di mafia negli anni '80. Quindi bisogna anche leggere certi segnali che alcuni bravi giornalisti segnalano, ma restano confinati nelle cronache, diciamo, anche Repubblica, il Corriere, giornale locale, non nella nazionale, tranne rari casi. Ecco, in questa condizione dove i diritti vengono compressi, la violenza tende ad essere strumento regolatore delle relazioni sociali. La rabbia sociale è in aumento e può essere strumentalizzata
con i social network, con strumentalizzazioni politiche, becere e quant'altro, la mafia ci va a nozze. Tant'è vero che in alcuni casi si parla di welfare mafioso. Durante la pandemia sono stati in alcuni quartieri delle città del sud i mafiosi a portare la spesa, sono stati i mafiosi a dare una mano a fare i vaccini. Capite che si nutre di un consenso sociale pericolosissimo per la democrazia, è veleno questa roba qui. Allora ecco, noi dobbiamo invece proprio ridurre. E mi permetto di dire un'altra cosa, ma proprio nel rispetto assoluto di tutte le rappresentanze. Ma chi riveste un ruolo pubblico deve stare attento alle parole che pronuncia e al modo in cui le pronuncia. E tra le istituzioni bisogna cercare di andare d'accordo, non di confliggere. Perché se no, se si comincia a confliggere, guardate che il capo dello Stato è andato per la prima volta in 11 anni al Consiglio Superiore della Magistratura, perché il Ministro della Giustizia ha dichiarato che il CSM è un sistema paramafioso. Questa è una cosa gravissima. Indipendentemente da chi l'ha detta, non bisogna dirle queste robe qua, perché poi uno può essere legittimato a fare delle cose sbagliate. E noi sappiamo benissimo che tra gli anni 70 col terrorismo e poi la mafia abbiamo pagato dei prezzi carissimi, no? Allora bisogna stare attenti alle parole che si dicono, evitare la conflittualità, no? Usare molto il buon senso, la responsabilità, mi verrebbe da dire. Tutto questo può ridurre sensibilmente solo il pensiero di poter agire in questo modo qua verso chi ricopre un incarico pubblico. E a proposito di prezzo pagato nella storia, il rapporto, che anche ha una bellissima grafica, attraverso ha 4 pagine con i nomi dei 132 amministratori vittime, quindi che hanno perso la vita dal 1974 al 2024. E questa è un'opera, secondo me, molto significativa, un po' perché si vede la quantità, cioè proprio vedere l'elenco dei nomi e sapere che dietro ogni nome c'è una storia, no? E anche la collocazione geografica, perché ci si aspetta di vedere casi nel sud e nelle isole, ma in realtà ci sono anche amministratori del nord Italia. Ecco. Ce n'è uno di Villa Bartolomè, per esempio, in provincia di Verona. Esatto, quindi insomma un elenco che fa memoria ma anche invita un po' a riscoprire le storie. E a proposito di storie, volevo chiederti, visto che dicevi anche prima che l'ultima sezione del rapporto contiene le testimonianze di alcuni amministratori, testimonianze positive ma che raffigurano delle sfide, insomma delle vicissitudini complesse. Volevo chiederti se c'è una storia in particolare che vorresti condividere con noi oggi. C'è anche la testimonianza del nostro, ormai lo chiamo amico, Renato Natale, perché è venuto a presentare il suo libro anche a Peganziol, quindi insomma forse alcuni di voi hanno avuto il piacere di conoscerlo, anche lui ha un passaggio molto bello che descrive come sia saltato il filtro alla rabbia e della fiducia, quindi questi atteggiamenti che tu descrivevi non solo nei confronti degli amministratori ma anche nei confronti dei medici, chiunque abbia a che fare con il pubblico. Ecco, invece per restare nella parte insomma costrua, insomma, per mostrare un esempio positivo, hai qualche storia che vorresti... Allora, sicuramente quella di Renato è una di quelle più forti, perché Renato Natale è sindaco di Casal di Principe, è stato sindaco negli ultimi 10 anni, io l'ho conosciuto quando era diventato sindaco la prima volta e sono andato a Casal di Principe, vi parlo del 1994, quando si arrivava a Casal di Principe, anche adesso ci sono delle case con delle torrette, ma al tempo le torrette erano proprio torrette di controllo, cioè controllavano chi arrivava nella città. E allora la città di Casal di Principe, la città dei casalesi, ma non dei cittadini onesti, del clan dei casalesi. Oggi se andate, come spero, a Casal di Principe, troverete che è la città di Don Peppe Diani. Vedi come cambiano le cose? E se dall'accezione negativa si passa al ricordo di una persona che diceva bisogna andare sui tetti,
Quindi bisogna andare dall'alto delle cose, non solo stare in basso. E lo si deve anche a Renato Natale. Questa persona che è un medico, la moglie è medico, quindi persona, famiglia che sta bene, ma perché questa persona deve mettersi in gioco? Lui ha tutta una storia di militanza e quant'altro, però è la storia di una persona che adesso tutti dicono che bravo, che bravo, che bravo, ma per tanti anni non gli hanno battuto le mani. Per tanti anni ha potuto contare anche su una solidarietà un po' ridotta, però la tenacia, la capacità di guardare un po' oltre la contingenza e quant'altro ha fatto sì che il 21 marzo di 3 anni fa il capo dello Stato ha detto: io vado a celebrare la giornata in ricordo delle vite innocenti delle mafie a Casal di Principe. E lui nel suo discorso ha detto: io sono venuto qui a certificare che voi avete sconfitto la camorra, ma l'avete sconfitta soprattutto dal punto di vista culturale. Questo sindaco che volevano assassinare assoldando un cittadino straniero che con la macchina lo doveva investire perché lui usa la bicicletta spesso per girare il paese, è stato capace di creare un movimento tale per cui i beni confiscati, e ce ne sono tanti a Casal di Principe, quando fanno i bandi, mentre un tempo andavano deserti, adesso devono fare la selezione per capire qual è l'associazione più credibile, più capace a cui affidare per bene. Ma ti posso raccontare la storia di Alessandro Camarata? Allora, Renato Natale è un uomo di centro-sinistra. Alessandro Camarata, vice sindaco di Carmagnolo, è un uomo di centrodestra, che è nell'ufficio di presidenza del viso pubblico come è stato Renato Natale. Mi perdonerete, lo dico perché qualcuno pensa che il viso pubblico è fatto solo di amministratori di una parte politica. Venite a vedere, no, Francesco, e vedere, accorgerete che ci sono persone di tutti. Camarata è uno che vive a Carmagnolo, provincia di Torino. Ma cosa c'entra Carmagnolo? Carmagnolo è un territorio dove l''ndrangheta calabrese è entrata pesantemente e prepotentemente. E lui fa delle scelte importanti, a un punto tale che viene scortato a un certo punto. Camarata non si arrende e tuttora fa il vice sindaco, quindi va avanti e fa un sacco di iniziative con le scuole, fa un sacco di... adesso organizzeremo dei percorsi formativi per il personale del suo comune e quant'altro. Ecco, per me sono storie, ve le ho citate, del nord e del sud, di persone che non sono famose, che non hanno grandi stipendi, che però sono persone che si sono assunti una responsabilità e magari Renato sì, forse saperlo, ma Alessandro credo no, però non si sono arresi e la portano avanti. Dico l'ultimo aspetto perché ne avrei tanti. Carolina Gerassone, sindaca di Isola Caporizzuto. Isola Caporizzuto in Calabria è un posto dove, dalla cui città arrivano le corse che sono presenti tra Verona e Vicenza dell''ndrangheta. Adesso a Verona c'è una locale di 'ndrangheta da almeno 30 anni, certificata qualche giorno fa dalla Cassazione. Vuol dire che almeno 40 persone sono legate a quel gruppo criminale e agiscono su quel territorio, ma non spaventando. Hanno fatto le imprese, sono entrati nell'edilizia, volevano entrare nella costruzione della TAV Brescia-Padova, eccetera, eccetera. Bene, lei diventa sindaca, bruciano la casa che hanno al mare e quando diventa sindaca lei ha un marito che ha un negozio che vende laterizi, tutto materiale per l'edilizia, il fatturato crolla. Un pezzo di persone che si serviva da lui non ci va più. Quindi lei aveva un laboratorio di analisi, 2 che andavano alla grande, e lei paga un prezzo altissimo perché minacce, perdita di reddito, fino a che arriviamo a un certo punto che lei viene arrestata con l'accusa di aver favorito l''ndrangheta nell'utilizzo di un terreno confiscato. Lì c'è stato un errore giudiziario grande, ecco. Quindi bisogna stare attenti a non mitizzare le categorie, le associazioni, i magistrati. C'è chi fa bene e poi ogni tanto c'è anche chi sbaglia. La cosa incredibile è che lei verrà arrestata,
ci mette tantissimo per dimostrare la sua innocenza, la Cassazione arriverà a dire questa roba qui, questo processo, direbbe Barzoni, non sa da fare, diceva il matrimonio, no? Ma questo processo non sa da fare, proprio avete sbagliato in pieno. E la cosa incredibile è che lei non è che decide di sparlare male di una categoria che è quella dei magistrati, ma dice quello è il magistrato sbagliato, ma io credo nella giustizia e nello Stato. E adesso, anche se non sono più amministratrice, però se posso do il mio contributo. Ce l'ha dato qui, ci dà una mano fatta per il percorso nelle scuole portando la sua testimonianza. Ecco, allora io vi racconto queste storie, sono storie di vita vera e vissuta, ma di persone che molti pensano, mi fa commuovere, sono da quell'incontro lì, ho pianto, guarda, no? Che tu non hai idea, oppure succede una cosa grave, arrivano i nostri, no, i nostri non arrivano sempre, oppure arrivano in numero minore, ma nonostante questo, e finisco, io in queste persone ho sempre visto un grandissimo senso di responsabilità e di dignità, che non c'è violenza, minaccia, intimidazione che possa fermare, soprattutto poi se trovano una rete come Viso Pubblico. Parlo di Viso Pubblico perché parlo di una cosa che conosco, ma ce ne sono anche altre, che quando succede una cosa intervengono. Un sindaco della provincia di Bari non è uscito di casa per un mese e noi abbiamo lavorato per fare in modo che a un certo punto le cose cambiassero. Per fortuna le cose sono cambiate, ma non lo fai perché sei bravo, lo fai perché ha senso che esisti per dare una mano a collaborare con le istituzioni, non solo a contestarle. Però quando qualcuno delle istituzioni sembra un po' distratto o ha dei tempi un po' lunghi, allora dice, scusa, guarda che sono andati i parenti dei mafiosi in comune a richiamare il sindaco, non è che gli hanno scritto una lettera che ci ha voluto, sono andati proprio, ecco, allora quel sindaco oggi va avanti, ha assunto dei ruoli più importanti e laddove i mafiosi volevano comandare perché gli hanno messo una bomba che ha distrutto gli spogliatoi di un campetto che aveva sistemato per evitare che i bambini stessero per strada e quindi diventassero mafiosi baresi, e lui gli spogliatoi li ha fatti ricostruire, il campo è stato risistemato e i bambini sono tornati a giocare lì. Queste sono storie di Gianluca Vulso, no? Che raccontiamo proprio per dire che le buone e le brave persone ci sono anche nella politica, al centro, a destra e a sinistra. Sì, un aspetto che mi ha colpito molto di queste storie, soprattutto degli amministratori meno abituati o che meno si aspettavano di avere a che fare con certe dinamiche, è il fatto che non è che avessero fatto qualche atto, preso decisione eclatante, era semplicemente fare il proprio dovere di amministratore e far rispettare la legge. Quindi, per Carmagnola mi pare che il sindaco si era semplicemente rifiutato di dare un incontro a qualcuno fuori del contesto istituzionale, qualcuno che poi si è rivelato essere appunto membro dell''ndrangheta, a Vigonza semplicemente per mettere in esecuzione una sentenza su un abuso edilizio, un'industria che aveva mezzi pesanti dove non potevano starci, quindi con tutti i disagi per la popolazione. E come queste azioni o atti amministrativi che sembrano banali e dovuti poi hanno la capacità di scaturire una macchina del fango in cui questi amministratori si trovano un po' intrappolati così abbastanza inaspettatamente. E quindi da qui, e lo dico anche da amministratrice locale, vedo dove appunto tutta la resilienza e anche la forza di andare avanti e stare nel giusto, insomma, diventa fondamentale il senso dell'operato dell'amministratore. Quindi appunto anche in queste storie che magari non riguardano contesti di radicamento o anche sì delle organizzazioni criminali sono molto significative. Certo, tieni presente che a Vigonza, ti ringrazio per Gianmaria, no, il sindaco, a Vigonza non era stato un vice direttore di una banca che riciclava denaro per l''ndrangheta, ma la cosa interessante nella drammaticità è che lui era stato sottoposto a sorveglianza, non ha detto niente,
cioè l'ha vissuta con molta discrezionalità, ha denunciato subito quello che succedeva. Abbiamo fatto il consiglio comunale aperto, io e Diego Bonavino, assessore di Padova, coordinatore provinciale, abbiamo partecipato. Percorso, noi fra qualche settimana andremo a Vigonza, dove uno spazio pubblico sarà intitolato a Matteo Toffanin, vittime innocenti di mafia ucciso nel 1992 a Padova. Ma pensa un po', vedete come anche qui, da una negatività, lavorando, sostenendo, creando un'alleanza, provando a delle reti, le cose si muovono. Perché quel giorno lì verranno i ragazzi delle scuole, verrà il consiglio comunale, ecco, cioè quello è un segnale importantissimo. Reagire in maniera diversa, ma reagire perché i tempi sono importanti. Reagire subito, con testa, allontanando certe dinamiche e favorendo le altre. Ecco, con questa hai risposto a quella che volevo farti come ultima domanda, che era appunto come cittadini e società civile cosa possiamo fare per stare vicini agli amministratori, ai nostri amministratori, e un po' hai risposto, non so se vuoi aggiungere. Sì, voglio aggiungere un'altra cosa, andare a votare, non stare a casa, perché andare a votare è un dovere civico prima che un diritto, e perché per andare a votare tanta gente ci ha lasciato la vita. Quindi io penso che sia molto importante andare a votare, partecipare alla vita della comunità, non dire questa roba qui ci pensa il sindaco, l'assessore, il consigliere, oppure il prete, oppure l'associazione del Pinco Pallo. Ecco, allora partecipare alla vita pubblica, andare a votare, se ce la si sente anche candidarsi, perché guardate che nel nostro paese non c'è solo un aumento dell'astensionismo, c'è la fatica a fare le liste. In alcuni comuni hanno fatto finte seconde liste perché sennò non c'era neanche la competizione. Però vedete, la politica, adesso dico una cosa, non viene in mente altro perché già sapete, è come l'acqua, no? L'acqua entra nei vuoti, li riempie, quindi se tu non ti occupi della politica, la politica si occupa di te. Se tu non ti occupi della mafia, pian piano la mafia arriva. No? La mafia è arrivata nel Veneziano, a Treviso, anche qua ci sono delle inchieste che hanno sfiorato anche delle imprese molto importanti, è arrivata a Verona, è arrivata a Vicenza, eppure, no, ma io non vedo le stragi, io non vedo. Il problema, io vi ho detto, dell'aumento delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, da 8.000 sono arrivate a 10.000 nel Veneto. Cioè, attenti, perché vuol dire che abbiamo un sistema di controlli che vede, ma da 8.000 a 10.000 vuol dire che un pezzo di economia veneta è contaminata da denaro cattivo che scaccia il denaro buono, così come l'imprenditore disonesto scaccia l'imprenditore onesto. E se poi questi arrivano e si comprano un'impresa, 2 imprese, 3 imprese, cominciano a controllare i mercati e cominciano a controllare i pezzi di territorio. Quindi si sta meno bene sostanzialmente. Allora, essere cittadini partecipi, essere cittadini attenti e consapevoli è faticoso. Io veramente vi ringrazio di cuore per essere venuti di giovedì sera senza guardare Formigli o una serie TV, Piovo, cioè, per sentire uno, chissà cosa ci dirà, a cui ci parla di minacce, di intimidazioni ad amministratori. Però io veramente, anche te, Francesco, Maria Grazia, tutti, Renzo, Flavio, vi ringrazio, perché è faticoso dedicare del tempo, che è una risorsa preziosa anche per queste cose. Però se l'avete fatto, penso che siate stimolati dal fatto di volerne capire di più. Io mi auguro che domani a pranzo, a cena con i vostri figli, con i vostri nipoti, qualcosa che avete sentito questa sera lo raccontiate, sia per portarli a conoscenza di un problema, ma sia anche per dirgli: guarda che c'è qualcuno che se ne sta occupando, ma che ha bisogno anche forse di un pezzettino della tua intelligenza, di un pezzettino del tuo tempo. Ha bisogno forse di un pezzettino delle tue emozioni, e mi ha colpito perché qualche giorno fa mio figlio mi ha detto, ai miei figli, che le emozioni sono le spezie della vita.
no? E mi ha colpito tantissimo questa cosa qui, perché dico, no, guarda, questi ragazzi, no, che spesso sono etichettati in un certo modo, poi riescono a vedere delle cose della realtà che magari io, nonostante li studi quotidianamente, non riesco a vedere. Quindi spero tanto che i ragazzi e le ragazze, ma anche i vostri gli altri persone insomma, che incontrerete, possiate portare questo messaggio, che la democrazia sta soffrendo anche a livello locale, ma che la democrazia, se gli vogliamo bene, come la Repubblica, ha bisogno di noi, di un pezzo del nostro tempo, di un pezzo delle nostre competenze, di un pezzo delle nostre relazioni. Quindi torniamo a casa con un compito stasera. E niente, volevo lasciare la parola a voi, se c'è qualche domanda, curiosità, commento. Ben volentieri, so che l'ora è un po' tarda, però se c'è disponibilità da parte di persone. Beh, intanto se volete vedere di più andate su www.avvisopubblico.it, se avete il cellulare in mano, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, insomma, siamo un po' dappertutto, ma ve lo dico come informazione di servizio se volete approfondire e conoscere un po' di più dell'associazione e del fenomeno. Penso che tu sia stato molto esaustivo. Dico anche che abbiamo lasciato delle brochure di avviso pubblico vicino alle copie del rapporto che sono a disposizione, quindi se volete portarle con voi fate pure per assolvere meglio il vostro compito di stasera, e niente, vi ringrazio ancora per l'attenzione e la partecipazione. Grazie a tutti.